Saperi di marca alla conquista dell'Europa. 6 aziende per altrettante piccole produzioni locali sono state ospiti nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo, protagoniste di un evento enogastronomico organizzato dall'eurodeputato trevigiano Giancarlo Scottà. Vibanesi, Confraternita del Raboso Piave, Consorzio del Figo Moro, Consorzio Vini Venezia, Latteria di Soligo e Trota Blu. 6 realtà depositarie di saperi e sapori antichi e preziosi che per 2 giorni hanno calamitato l'attenzione della massima istituzione europea. Il Raboso, che è un po' la storia viticola del nord-est, almeno per quanto riguarda i vitigni a bacca rossa, un vitigno che è stato praticamente abbandonato negli anni 60 e che invece, grazie al coraggio e all'intraprendenza di un gruppo di produttori, ha avuto questa straordinaria opportunità di arrivare al vertice qualitativo della piramide dei vini italiani, che è la DOCG, attraverso un Raboso superiore che poi è diventato il Malanotte. Questo è un fico autoctono del 1000 che è stato riscoperto, è stato studiato, gli è stato dato un nome geneticamente ed adesso ha un nome e un cognome nell'albo mondiale delle produzioni. Ne produciamo circa 600-700 quintali, lo vendiamo fresco e una parte di questo lo mettiamo a trasformare. Per cui facciamo 19 prodotti derivati dal fico. Prodotti di nicchia in continua lotta per non scomparire, schiacciate dal mercato delle grandi produzioni industriali. Una lotta che l'onorevole Scottà porta avanti non solo a suon di battaglie politiche sui banchi dell'Europarlamento, ma anche con la forza persuasiva del gusto. Questa sinergia tra tutte le produzioni sia l'ideale per farci amare ancora di più, perché siamo già il Made in Italy, il Made in Veneto è molto ricercato, ma dobbiamo spingere ancora di più perché questo è il nostro petrolio, la tipicità, le nostre produzioni sono le nostre risorse. Per questa iniziativa dobbiamo ringraziare l'onorevole Scottà, quale è sempre presente in Commissione Agricoltura e si sta battendo molto per i nostri prodotti tipici. Noi vorremmo cambiare l'Europa nel momento in cui l'Europa può difendere i prodotti locali, per esempio attraverso le etichettature, cosa che purtroppo al momento ancora avviene con notevole difficoltà oppure non avviene assolutamente. Sappiamo quanto abbiamo sofferto e quanto stiamo soffrendo per la concorrenza sleale soprattutto di certi paesi e di certe produzioni. È una battaglia che bisogna fare, una battaglia che purtroppo non tutti fanno perché evidentemente hanno degli interessi diversi, ma è evidente che nel momento in cui siano delle persone che combattono per queste cose fanno sicuramente il bene dei nostri territori. In rappresentanza delle eccellenze trevigiane al Parlamento europeo anche l'artista di Revine Lago Pierluigi Sliss, che per l'occasione ha creato un'installazione dal titolo Rien ne va plus. È un'installazione che lascia diverse letture. Personalmente ho pensato al cibo, siamo in un momento in cui bisogna veramente prendere in mano le cose. Il giocatore decide a un certo punto di rischiare il tutto per tutto e si confronta con diversi tipi di colleghi, di poteri, di situazioni e in ogni caso è ben conscio che il banco vince sempre.